25 e 30 anni, trovato in aperta campagna a Mira con un colpo di arma da fuoco alla tempia, sarebbe morto da qualche giorno, si indaga per omicidio, l'arma non è ancora stata ritrovata. Capodanno a Venezia attese oltre 70.000 persone, predisposto il maxi piano sicurezza delle forze dell'ordine, spettacolo pirotecnico in bacino di San Marco. Stasera alle 21 sulle reti del gruppo Media Nord-Est il messaggio del presidente Alberto Stefani che guarda alle sfide del nuovo anno, tra queste il progetto dell'assistente di quartiere per gli anziani soli. Pulse 4, Veneto Orientale, il bilancio di fine 2025, oltre 61 milioni di investimenti per rilanciare i 3 ospedali di San Donà, Jesolo e Portogruaro. Chiusa la porta della Basilica, la porta santa della Basilica di San Marco che ha visto transitare in città milioni di pellegrini, si conclude così ufficialmente l'anno santo del grande giubileo anche a Venezia. E con l'arrivo del 2026 da sabato l'avvio in tutto il Veneto dei saldi invernali. Secondo Federmoda il 70% dei clienti cercherà occasioni nel settore dell'abbigliamento. Buonasera, ben trovati, eccoci in diretta con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali e partiamo, lo avete sentito dai titoli, dalla cronaca e dagli aggiornamenti che ci arrivano da Mira, dove è stato trovato il cadavere di un uomo tra i 25 e i 30 anni, trovato in aperta campagna con un colpo di arma da fuoco alla tempia. È ufficiale, la procura, Filippo Fois indaga, eccolo qua in diretta, indaga per omicidio, ma l'arma non è ancora stata trovata. Vediamo un fitto buio, Filippo, ma proseguono gli accertamenti anche con il buio, è così? No, in realtà no, sono andati via tutti, Lina, e evidentemente tutto quello che c'era da accertare è stato accertato. Sono andati via poco fa, nel primo collegamento c'era ancora una gazzella dei carabinieri, questa è una delle zone che è stata delimitata nel corso del pomeriggio in cui, tranne i residenti o chi comunque per tornare a casa deve passare per questa direzione, poteva transitare, per tutti gli altri invece l'accesso era interdetto. Poco fa si è spento anche il gruppo elettrogeno che era stato portato dai vigili del fuoco. Evidentemente quanto raccolto, gli elementi raccolti sono sufficienti e appunto, come hai detto tu, si procede per omicidio. Fino a qualche tempo fa, fino al precedente collegamento, rimaneva in piedi, per quanto flebile, l'ipotesi di un suicidio, ma poi proprio per l'appunto per il fatto che l'arma non è stata trovata, oramai si è deciso che si procede per omicidio. Ripercorriamo allora anche cos'è accaduto in queste ultime ore. Era circa mezzogiorno quando un fotografo dilettante si trovava in questa zona che è priva di abitazioni, una zona di campagna con campi incolti, e ha notato un corpo riverso sul fianco destro che presentava una ferita d'arma da fuoco sulla tempia sinistra. Immediatamente è stato lanciato l'allarme, il posto si è riempito di forze dell'ordine, naturalmente i primi ad arrivare sono stati i carabinieri. Il giovane, apparentemente di un'età, come dicevi, tra i 25 e i 30, dovrebbe essere originario dell'Est Europa. Scartata l'ipotesi del gesto volontario, si indaga per omicidio, un omicidio su cui rimangono ancora aperti molti interrogativi, a partire anche se sia stato commesso qui, in questa zona lontana da occhi indiscreti, oppure se il cadavere sia stato trasportato qui in un secondo momento. C'è peraltro un altro aggiornamento rispetto a 30 minuti fa, non si era ancora completamente sicuri da quanto tempo il cadavere si trovasse qui, si era parlato di qualche giorno, adesso è stato stabilito che il cadavere era qui da 1 al massimo 2 giorni e presumibilmente l'autopsia verrà svolta il 2 di gennaio. Non resta che dire dove ci troviamo in questo momento. Siamo in comune di Mira, sì, ma alla mia destra c'è il Naviglio del Brenta e la zona industriale di Porto Marghera, per cui siamo proprio al confine con il comune di Venezia. Come detto, è un luogo completamente privo di abitazioni, per cui qui nessuno può aver visto o sentito niente, ed evidentemente questa zona è stata scelta proprio per questo. Lina.
Grazie a Filippo. Dunque tutti i rilievi sono stati compiuti, grazie per questi aggiornamenti. Nel veneziano questo 2025 si chiude dunque con un giallo. Se ne sapremo di più naturalmente vi forniremo i dettagli anche nelle prossime edizioni. Adesso andiamo al Capodanno, all'attesa della grande festa di questa sera, con Venezia letteralmente presa d'assalto. Già dal mattino in migliaia in città, attese oltre 70.000 persone e scatta il piano sicurezza. Fin dal mattino a Venezia si ha contezza dell'ondata di arrivi in città, con turisti e cittadini diligentemente in coda, con lunghe file per accedere ai luoghi simbolo. In testa il campanile di San Marco, un flusso continuo che anticipa l'assalto della notte di San Silvestro, quando Venezia si prepara ad accogliere fino a 70.000 persone, in particolare per lo spettacolo di mezzanotte previsto lungo il bacino di San Marco. Scatta così una massiccia macchina della sicurezza, in campo oltre 200 agenti, di cui 75 uomini della polizia locale in centro storico e 45 in terraferma tra Mestre e Marghera, ai quali si aggiungono i militari dell'Arma dei Carabinieri, poliziotti della Questura di Venezia, oltre ai lagunari impegnati nel dispositivo interforze. Sorvegliati speciali saranno Piazza San Marco, Piazzale Roma e Piazza Ferretto, oltre alle aree tradizionalmente più frequentate, come le stazioni ferroviarie e i luoghi di maggiore aggregazione. Per garantire l'ordine pubblico e la sicurezza dei partecipanti è stato disposto, come da ordinanza, in particolare il divieto di utilizzo del vetro e di spray urticanti nelle zone interessate dagli eventi. Riflettori puntati anche sul concerto alla Fenice. L'insegna di applausi ma anche polemiche, questo continua a tenere banco nel mondo della cultura veneziana e non soltanto. Un piano e un programma straordinario dunque pensato per consentire a cittadini e turisti di festeggiare l'arrivo del nuovo anno in sicurezza senza rinunciare alla magia della notte veneziana. E questa sera dalle 21 sulle emittenti Media Nord-Est il discorso ai veneti del presidente Alberto Stefani, con il sociale che rimane in testa all'agenda della nuova amministrazione. L'igiene della casa, l'igiene personale, la cura della persona, la possibilità di poter preparare dei pasti, ma anche la possibilità di avere la spesa a domicilio, di avere degli stimoli cognitivi, di poter essere inseriti in una rete comunitaria. Sono queste le mansioni che potrebbero rivestire l'assistente di quartiere o l'assistente di condominio, nuovi ruoli sociali di cui il presidente del Veneto Alberto Stefani si propone di promuovere la messa in campo a sostegno di anziani e fragili. Nel discorso di fine anno ai veneti, in onda questa sera dalle 21 nelle emittenti Media Nord-Est, Stefani torna a parlare di una fascia di popolazione che gli sta particolarmente a cuore, sempre più numerosa e che va salvaguardata direttamente nel territorio, a domicilio. Occhi aperti e mani tese verso chi ha bisogno, e sentinelle potrebbero essere proprio l'assistente di quartiere o di condominio. Figure che si occupino in maniera specifica dell'assistenza a soggetti anziani, magari non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, e possano farlo garantendo loro dei servizi essenziali. Il sociale è colonna del programma del nuovo governo veneto, come ribadisce Stefani nel suo discorso di fine anno. Vi aspetto questa sera alle ore 21 su Media Nord-Est per augurare a tutti voi e alle vostre famiglie un felice anno nuovo da vivere insieme. Dunque appuntamento da non perdere. Dal sociale andiamo alla sanità. ULSS 4 Veneto Orientale, il bilancio di fine anno, oltre 61 milioni di investimenti per rilanciare i 3 ospedali del territorio. Nel bilancio di fine 2025 dell'ULSS 4 Veneto Orientale il punto sull'avvio dei grandi cantieri della sanità pubblica. Prende forma il piano di riqualificazione dei 3 ospedali della ULSS 4, finanziato da PNRR e Regione Veneto, con un investimento che supera i 61 milioni di euro nella sola prima fase.
Si tratta di un passaggio storico, ha sottolineato il direttore generale Mauro Filippi. I lavori di riqualificazione sono già iniziati all'ospedale di Jesolo, mentre per le strutture di San Donà e Portogruaro la progettazione è in fase avanzata. Tutti e tre gli ospedali sono coinvolti in questo progetto, percorso di riqualificazione che prevede ristrutturazioni, ampliamenti, nuove realizzazioni e demolizioni delle parti più vecchie. Questo ci consente di avere edifici dal punto di vista energetico più performanti, meno energivori diciamo, ma anche una miglior layout e quindi dal punto di vista organizzativo un impatto favorevole per il personale con percorsi più funzionali e ovviamente anche ambienti più accoglienti e confortevoli sia per i pazienti ma sia anche per i professionisti che ci lavorano. A Portogruaro e San Donà verranno abbattute parti obsolete e realizzati nuovi edifici, mentre l'ospedale di Jesolo assumerà esternamente l'aspetto originario di istituto marino. Ulteriori 17 milioni finanziati in gran parte dal PNRR sono stati impiegati per la realizzazione di 6 nuove case della comunità. Altri 15 milioni sono stati destinati alla realizzazione della nuova centrale operativa territoriale, digitalizzazione ed innovazione informatica, l'implementazione del fascicolo sanitario elettronico e l'acquisto di grandi apparecchiature elettromedicali e non ultimo lo smaltimento delle liste d'attesa. Abbiamo provato in quest'anno a compensare parzialmente la carenza di medici di medicina generale che si sta facendo sentire, attivando degli ambulatori di assistenza primaria. Lo abbiamo fatto a San Michele al Tagliamento, per 4 mesi a Musile, a Ceggia e la prossima settimana lo faremo a Torre di Mosto. L'edificio dell'ex casinò del Lido di Venezia ristrutturato con 15 milioni di euro di soldi pubblici diventa un punto di riferimento sempre più importante per l'isola. Vediamo come. Il palazzo dell'ex casinò Lido di Venezia, restaurato con 15 milioni di euro con fondi nazionali del bando periferie e dell'amministrazione comunale, si apre non solo alla mostra del cinema e ai grandi eventi congressuali internazionali, ma anche alle associazioni del territorio. Auguri in Saor Venezian, questo è il titolo del pomeriggio di musica, poesia e teatro che il Circolo Hauser del Lido ha organizzato insieme all'Associazione Culturale Musica Nova, guidata dal maestro Maurizio Piccoli, al Teatro La Pegra dell'ex casinò per uno scambio di auguri e un momento culturale da condividere. Sono arrivate oltre 600 persone per un teatro esaurito. Così il presidente Cicogna prosegue insieme all'amministrazione comunale nel progetto di rendere il Teatro La Pegra fruibile alla cittadinanza anche durante il periodo invernale per alcune iniziative. Noi come associazione siamo presenti qui al Lido dal 1994. Ci siamo integrati molto bene perché lavoriamo una media di 360 giorni all'anno, perciò siamo presenti quotidianamente. Una bellissima iniziativa. E serve sempre questa manifestazione a far capire che questo palazzo, che questo bene che è di tutti i cittadini, oltre a servire come centro congressi, viene utilizzato anche per la cittadinanza, per svago e per cose belle, come in questo caso per farci gli auguri. Il palazzo è stato al centro di importanti lavori di ristrutturazione e l'assessore al bilancio alle società partecipate Michele Zuin ha voluto aprirlo alla cittadinanza. Totalmente rimodernizzato, è stato reso fruibile. Sono state fatte le scale antincendio, sono stati rifatti gli impianti, tutte quelle che sono le seracinesche, le vetrate e quant'altro. Un impegno grande tra il Comune di Venezia e lo Stato con il bando periferie, sono spesi quasi 15 milioni di euro. Il problema della solitudine, perché ci sono molte persone sole e molte persone che alla sera quando vanno a casa sono sole. Perciò noi dobbiamo fare in modo di creare questa comunità, che il Lido non è ancora proprio una comunità vera e propria, però ci stiamo lavorando. E ora parliamo di sport con l'iniziativa interprovinciale che coinvolgerà Trebaseleghe, Zero Branco e Martellago nel 2026.
La comunità delle 3 province, Trebaseleghe, Zerobranco e Martellago, diventa Comunità Europea dello Sport, un traguardo che premia l'impegno condiviso nella promozione dello sport e dei suoi valori. È stato un percorso abbastanza lungo che è durato 2 anni. 2 anni fa appunto abbiamo presentato la candidatura, poi abbiamo stilato un dossier e infine una commissione è venuta a valutarci, ha visto i nostri impianti sportivi, le nostre associazioni e si è confrontata anche sui finanziamenti che le varie amministrazioni mettono in campo per lo sport. Ci ha valutato positivamente dandoci un punteggio alto e quindi siamo diventati appunto Comunità Europea dello Sport e settimana scorsa siamo stati a Bruxelles tutti e 3 i comuni per ritirare questo ambizioso premio. Più di 45.000 i cittadini coinvolti, 64 le associazioni sportive attive sul territorio e 50 le strutture pubbliche tra palazzetti, palestre e campi di gioco. Questo titolo comporta innanzitutto il fare rete tra 3 comuni, che sicuramente è una cosa importante perché al giorno d'oggi purtroppo si fa ancora poca rete tra amministrazioni, invece appunto collaboreremo sia a livello sportivo sia in altri ambiti amministrativi. E poi appunto con questo titolo riusciremo ad avere dei punteggi in più in graduatoria nel caso uscissero dei bandi appunto per lo sport a livello europeo. Il calendario è ricchissimo e verrà pubblicato a gennaio. Quest'anno sarà un anno importante perché il 2026 sarà proprio l'anno della Comunità Europea in cui faremo tantissime attività assieme che appunto coinvolgeranno le nostre associazioni. Cambiamo decisamente argomento perché con una messa solenne celebrata nella Basilica di San Marco, Venezia ha concluso ufficialmente l'anno santo del Grande Giubileo. Si chiude ufficialmente la Porta Santa della Basilica Cattedrale di San Marco a Venezia, che ha visto transitare nell'anno appena trascorso a Venezia così come a Roma milioni di pellegrini. Si conclude ufficialmente l'anno santo del Grande Giubileo per la Diocesi Patriarcato di Venezia. Momento finale, la solenne Eucaristia presieduta in Basilica dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, anche Presidente della Conferenza Episcopale Triveneta, un giubileo voluto e iniziato da Papa Francesco e poi proseguito con Papa Leone XIV. Alla messa è stata invitata tutta la diocesi veneziana. In questa celebrazione con cui si chiude nella nostra diocesi l'anno giubilare, prendiamo spunto da un passo della seconda lettura di oggi, tratta dalla lettera ai Colossesi. Il Giubileo infatti è stato un tempo innanzitutto di ascolto del Signore. Finisce il Giubileo, ma continua la missione di cercare di essere pellegrini di speranza. E ciò che contava non erano i singoli adempimenti, ma convertire la propria vita. Riprendiamo allora il passo della lettera ai Colossesi che è stato appena proclamato. Lo riascoltiamo cercando di lasciarlo risuonare in noi per custodirlo. Maria custodiva 2 volte nel secondo capitolo di Luca, al versetto 19 e 51. Ritorna questo: custodiva tutto nel suo cuore. E dobbiamo custodirlo come ricordo, ma anche come nutrimento. E con l'arrivo del nuovo anno, col 2026, da sabato è previsto l'avvio dei saldi invernali in tutto il Veneto e così naturalmente anche a Venezia. Secondo Federmoda regionale il 70% dei clienti si orienterà, come spesso accade, in prevalenza nel settore dell'abbigliamento e delle scarpe, con un budget di spesa a persona che si aggirerà circa sui 200 euro. E ora la nostra intervista esclusiva all'ex ministro ai beni culturali Gennaro Sangiuliano, in visita in Laguna per ammirare la mostra Tutto ciò che luccica alla Galleria Contini, che sta avendo un grande successo, e parlare dei suoi tanti progetti tra presente, passato e futuro.
È tornato volentieri a Venezia, città dove si trovava proprio mentre deflagrava il caso Boccia, nelle ore in cui si apriva ufficialmente la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia del 2024. L'ex ministro dei Beni Culturali Gennaro San Giuliano, oggi consigliere regionale eletto in Campania, in Laguna per visitare la riuscitissima mostra Tutto ciò che luccica dell'amico gallerista Stefano Contini. Non io, ma tante altre persone, anche di parti politiche opposte alla mia, dicono che è stato un bilancio assolutamente positivo, soprattutto per le cose fattive e concrete che abbiamo realizzato in tutta Italia. Anche con la Biennale? Anche con la Biennale tantissime cose e anche infrastrutture importanti qui a Venezia. Vorrei ricordare il più possibile degli artisti che fanno parte di questa stupenda esposizione. Igor Mitorai, Lorenzo Quinn, Manolo Valdés, Park Hyun-sung, Mario Arlati, Lucio Fontana, Robert Indiana. Riprende San Giuliano che racconta il suo recente ruolo di giornalista, corrispondente da Parigi. È stata breve e molto intensa perché mi sono trovato, come dire, in una fase di transizione molto delicata per la Francia. Io ho seguito la caduta del governo Bayrou, l'incarico al nuovo primo ministro Le Cornu, che però poi in un primo momento si era addirittura dimesso, e poi i tentativi di Macron di assumere una leadership geopolitica occidentale. Ora una nuova esperienza in Campania, con l'obiettivo, però sempre nel mirino, di rientrare a Roma per le prossime elezioni politiche del 2027. Sono stato eletto consigliere regionale della Campania nelle liste di Fratelli d'Italia, sono stato il secondo classificato e adesso mi accingo ad intraprendere con determinazione e con serietà questa nuova esperienza. A me non rimane a questo punto che salutarvi, ringraziarvi, augurarvi una buona fine d'anno e un buon inizio 2026, lasciandovi come sempre alle previsioni del tempo. Arrivederci.